Amen. In questo momento invece voglio condividere con voi qualcosa sulla parola del Signore. Accendiamo tutte le luci, dai, così controllo che nessuno si addormenti. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento, Signore, ci siamo riempiti di Te attraverso le lodi. Sappiamo che hai creato un terreno in questo momento per lanciare il Tuo seme, la Tua parola. Per questo ti chiediamo, Signore, che adesso attraverso tutto ciò che Tu vorrai dire alla Chiesa, Tu possa veramente provocare in noi quel cambiamento, quell'intendimento, quella trasformazione che non può venire da noi, non può essere trasmessa da me, ma che soltanto Te e l'opera del Tuo Spirito possono fare nelle nostre vite. Benedici, Signore, in questo momento la Tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie nel Salmo 18, versetto, penso il 29, non so che versione abbiamo sulla nostra Bibbia, 29, versetto 29. Tu che hai la versione nuova riveduta del 2006 in italiano è uguale a questa, se hai altre versioni potrebbe essere il versetto 30, quindi dipende dalla versione che tu stai leggendo. Non vorrei essere quei pastori un po' noiosi, ma non so se si può avere un po' di ritorno qua perché non sto sentendo la mia voce. Non so se sto parlando alto, basso, medio. Grazie mille. Ok, Salmo 18, versetto 29 nella nuova riveduta del 2006 dice: con te io assalgo tutta una schiera, con il mio Dio salgo sulle mura. Ad esempio invece nella versione interconfessionale in lingua corrente è un po' diverso, dice così: con il tuo aiuto respingo un esercito, con te mio Dio scavalco anche le mura. La versione King James è ancora un diversa ed è un po' più simile all'originale. La versione King James dice così: con te io assalgo una schiera, con il mio Dio salto oltre le mura. Sono tutte versioni un po' diverse. Ho detto che questa della King James è un po' più simile all'originale perché il termine greco, anche se questi passi sono scritti non in greco ma nella lingua di Davide, in ebraico, anche se questi passi non sono scritti in greco, nella Septuaginta, nella prima traduzione greca, questa parola salto oltre le mura, o che qua è tradotta con salgo sulle mura, è la parola iperveno. Leggo perché non pensate che io la sappia veramente, l'ho letta sulla Bibbia lì in greco, e significa letteralmente andare al di là o superare. Per questo dico che la versione King James è un po' più fedele all'originale. Se qualcuno dei brasiliani ha la versione nuova internazionale, vedrete che è simile a questa qua. Dice proprio: vado al di là delle mura, supero le mura. E ho voluto iniziare con questo versetto, un po' come testo aureo, come si dice, per introdurre la parola di oggi, perché ciò di cui parleremo oggi è proprio ciò che dice questo versetto: l'andare oltre le mura, l'andare oltre, il superare, l'andare al di là. Vi chiedo scusa veramente, ma se c'è qualcuno che se ne intende di audio, se può salire un attimino qua sul pulpito a sentire come sento qua, perché mi stanno fischiando le orecchie. Io non ci capisco niente, quindi non so dirvi cosa dovrei fare o cosa non dovrei fare, però grazie mille. Ok, per chi si ricorda, siamo all'interno di una serie basata su un capitolo della Bibbia, che è il secondo libro dei Re, capitolo 2, è una serie che abbiamo iniziato ormai più di 4 settimane fa. Finisce oggi, non preoccupatevi, oggi è l'ultimo giorno di questa serie. Lo abbiamo interrotta la settimana scorsa perché erano qua con noi i pastori Vinicius e Emi e non l'ho obbligato a predicare su questa serie, gli ho lasciato spazio di
di predicare quello che voleva. E questo capitolo, seconda Re, capitolo 2, è il capitolo che ci parla del rapimento del profeta Elia, no? Elia, come ormai sapete, non è mai morto, ma è stato rapito in cielo da Dio su carri di fuoco. E in questo capitolo ci viene spiegato che insieme ad Elia c'era Eliseo. Eliseo era il successore di Elia. Dio aveva già nominato Eliseo come suo diretto successore, ma Eliseo non era ancora pronto per prendere questo testimone da parte di Elia. E vediamo che Elia e Eliseo, prima di questo passaggio, di questa successione da Elia a Eliseo come profeta su Israele, questi due grandi uomini di Dio attraversano determinate città, Gilgal, Betel, Gerico e il fiume Giordano. E abbiamo visto come ognuna di queste località rappresenta una tappa di un processo che Eliseo stava vivendo per assumere questa eredità di Elia, ma è un processo che tutti quanti noi viviamo nella nostra vita. Abbiamo detto in queste settimane i processi sono soggettivi, sono individuali, non ce n'è uno uguale tra di noi, sono tutti diversi, ma è anche vero che ci sono alcune tappe che sono uguali per tutti quanti noi. E queste tappe sono profeticamente, possiamo dire così, rivelate da queste 4 località da cui Elia ed Eliseo passano in questo capitolo. Nella prima settimana avevamo visto la località di Gilgal. Gilgal rappresenta il primo step, la prima tappa del processo ed è il nuovo inizio. E tutti quanti noi nei nostri processi viviamo questo nuovo inizio. Il nuovo inizio è quando noi cominciamo ad intendere che c'è la necessità di un cambiamento. Vediamo che c'è qualcosa di sbagliato in noi, percepiamo che c'è qualcosa che deve essere cambiato. Abbiamo detto che ci sono veramente una grande varietà di processi, ne abbiamo riassunti 3 in particolare. Un processo, ad esempio, è quello che noi viviamo quando cominciamo ad avvicinarci a Dio, è il processo della conversione. E anche questa parte da Gilgal, parte dal capire, dal vedere in noi questo cambiamento della nostra vita che noi dobbiamo effettuare. Un secondo processo che possiamo vivere è quello del cambiamento, quando noi che magari già conosciamo Gesù, che già camminiamo con Lui, capiamo che c'è qualcosa in noi che deve essere trasformato, capiamo che c'è qualcosa in noi, nel nostro carattere, nelle nostre attitudini, nei nostri atteggiamenti, nel nostro modo di parlare, nella nostra vita c'è qualcosa che deve essere trasformato. E quindi anche noi attraverso di questo cominciamo un processo che parte da Gilgal, parte da il riconoscere che c'è qualcosa da cambiare. E così come Eliseo, che voleva ricevere la successione di Elia, che voleva ricevere più potenza dello Spirito Santo, abbiamo visto come Eliseo è stato il secondo uomo al mondo, solo dopo Gesù, che ha fatto miracoli strepitosi. I più grandi miracoli della Bibbia sono quelli di Gesù e dopo di Gesù c'è Eliseo. Quindi vediamo che un processo è quello che noi possiamo vivere quando vogliamo ricevere più potenza da parte dello Spirito Santo, quando sentiamo quelle parole di Gesù che bruciano in noi, quando Gesù dice: voi farete quello che anch'io faccio e farete ancora di più di quello che io faccio, ma non riusciamo a vivere questo, no? E capiamo che c'è la necessità di un cambiamento, c'è la necessità di una trasformazione, di ricevere più potenza da parte di Dio. Abbiamo riassunto in questi 3 tipi di processi quelli che possiamo vivere, ma ho detto ce ne possono essere molti altri. La prima tappa quindi è Gilgal, il riconoscere la necessità di un cambiamento. La seconda tappa è Betel. Betel era la tappa, abbiamo visto, in cui noi ci consegniamo completamente a Dio e tutti quanti noi dobbiamo passare da questa tappa del processo. La terza tappa è Gerico, che abbiamo visto 2 settimane fa, e Gerico è la tappa della battaglia spirituale, della prova della fede, no? All'interno del processo ognuno di noi prima o poi passerà per la prova della fede, passerà per l'afflizione, per la difficoltà, e dobbiamo perseverare in questa prova della fede per superarla. E infine l'ultima tappa di questo processo è rappresentata dal fiume Giordano. Che cosa rappresenta il fiume Giordano? Avevamo visto qualche settimana fa che noi non possiamo
andando a fare un'esegesi del testo in questo senso, non possiamo attaccarci a cose che sono successe troppo recentemente. Per troppo recentemente intendo 2000 anni fa. Dobbiamo andare a vedere cose che sono successe prima della nascita di Eliseo, o prima di questo momento. E l'avvenimento più importante che è successo al Giordano prima di Eliseo è stato quando il popolo di Israele, dopo una peregrinazione di 40 anni nel deserto, ha attraversato il fiume Giordano per finalmente entrare nella terra promessa. E lo ha attraversato attraverso uno dei più grandi miracoli che vediamo nell'Antico Testamento. Dio ha diviso le acque del Giordano e il popolo di Israele ha attraversato il fiume all'asciutto. Quindi questo è il più grande avvenimento che noi vediamo che riguarda il Giordano prima di Eliseo. E voglio leggere con voi quindi il testo che si trova nel libro di Giosuè, al capitolo 3, leggerò soltanto alcuni versetti che magari ci possono interessare di più. Giosuè, capitolo 3, leggerò il versetto 1 e poi dal 3 al 6. Dice così: Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Versetto 3. E diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Fino a qua. Come abbiamo detto, il Giordano è l'ultimo step, l'ultima tappa del nostro processo. Noi siamo partiti con un obiettivo quando abbiamo cominciato il processo, siamo partiti con una meta, e il Giordano, l'attraversamento del Giordano è l'andare a raggiungere quell'obiettivo, è andare a raggiungere questa meta. Il Giordano rappresenta l'ultimo ostacolo, l'ultima tappa, è proprio quel salire oltre le mura, quel saltare oltre le mura con cui abbiamo iniziato in quel versetto del Salmo 18. È il superare il limite che a noi sembra insuperabile. Questo è ciò che il Giordano rappresenta con noi, perché il Giordano è il limite, è il confine che ci separa dal raggiungimento della tappa, dell'obiettivo, dalla fine del processo, e il superamento del Giordano è il superamento dei nostri limiti. E quindi in questo modo noi dobbiamo concludere il nostro processo. E il passaggio del Giordano inizia proprio con questo versetto, no? Il testo del passaggio del Giordano che abbiamo appena letto. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Noi vediamo che Israele arriva fino al limite del Giordano, arriva fino alla riva del Giordano e lì si fermano, non attraversano subito questo fiume. E c'è un perché loro si fermano lì. Perché Giosuè aveva ancora delle istruzioni da impartire al popolo. Doveva dare ancora al popolo un intendimento su il come superare questo fiume. Perché il fiume era pieno d'acqua, non potevano superarlo normalmente. Il popolo di Israele era composto da decine, centinaia di migliaia di uomini e non erano tutti uomini armati, pronti per la guerra. C'erano donne, c'erano anziani, c'erano bambini, c'erano un sacco di animali con loro. Non potevano guardare il fiume da una parte a quell'altra. C'era bisogno di ricevere delle istruzioni in più, un intendimento in più prima di attraversare questo fiume. E noi oggi andremo a vedere
come hanno fatto il popolo di Israele a quel tempo, quali sono queste istruzioni che Giosuè ha impartito al popolo e che oggi noi prenderemo come riferimento per riuscire anche noi a superare questo nostro Giordano, a superare questo nostro limite e finalmente concludere con successo questo processo. Al versetto 3 abbiamo letto che c'è scritto: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Il popolo era accampato e Giosuè dice: l'arca del Signore andrà prima davanti a voi e si fermerà in mezzo al fiume. Perché c'era la necessità che l'arca dell'alleanza, l'arca del patto andasse davanti al popolo, andasse insieme al popolo in questa marcia. L'arca del patto rappresentava la presenza di Dio, rappresentava veramente Dio in mezzo al popolo, no? E è necessario che ognuno di noi intenda questo. Noi non potremo mai superare i nostri limiti se Dio non è con noi. Noi non potremo mai terminare il processo se Dio non è con noi, indipendentemente dal tipo di processo che noi stiamo vivendo. Se noi stiamo vivendo un processo di conversione, abbiamo bisogno di cosa? Della fede. E chi è che ci dà la fede? Gesù. C'è scritto in Ebrei 12. Gesù è colui che crea la fede in noi. Quindi se il nostro processo, se la meta a cui vogliamo arrivare è la conversione, abbiamo bisogno di Dio, è Lui che ci darà la fede. Se la meta a cui vogliamo arrivare è un cambiamento di attitudini, di comportamento, di modo di vivere, di relazioni per migliorare il nostro matrimonio, per migliorare le nostre amicizie, ciò che dobbiamo ricevere è un ampliamento del frutto dello Spirito dentro di noi. E chi ci dà il frutto dello Spirito? Se non lo Spirito Santo, se non Dio stesso. E quindi se noi vogliamo un cambiamento di comportamento, abbiamo bisogno di Dio. Se noi vogliamo più potenza da parte dello Spirito, abbiamo bisogno di essere riempiti dallo Spirito, abbiamo bisogno di ricevere i doni spirituali. E chi ci dà i doni spirituali? Chi ci riempie di Spirito? Se non Dio. Come c'è scritto in 1 Corinzi 11, è lo Spirito Santo che dà i doni conforme alla sua volontà. Quindi qualsiasi sia il processo che noi stiamo o che vivremo, noi abbiamo bisogno di Dio per arrivare alla fine, per superare l'ultima tappa di questo processo. C'è un versetto che ho ripetuto molto spesso in queste settimane, che si trova in Giovanni 15, quando Gesù dice: senza di me voi non potete fare nulla. Voi non potete fare nulla. Senza Dio, senza Gesù, noi non possiamo fare niente. E ho ripetuto questo versetto, ad esempio, quando abbiamo parlato di Gerico. Là parlavamo della battaglia, anche lì ho detto la stessa cosa. L'arca del patto camminava insieme all'esercito di Israele intorno alle mura di Gerico, no? Non so se vi ricordate. È lo stesso concetto. Anche là ho detto questo versetto qua: senza di Gesù, senza Dio, noi non possiamo fare nulla. Perché lo ripeto ancora? Perché non avevo idee su cosa predicare questa settimana? Non è per questo. È perché senza di Gesù noi non possiamo fare nulla. Non possiamo vincere la battaglia. Senza di Gesù non possiamo superare il Giordano, non possiamo superare i nostri limiti. Senza di Gesù noi non possiamo neanche passare dalla prima tappa di questo processo. Perché colui che ci convince che abbiamo bisogno di un cambiamento, colui che ci convince che abbiamo bisogno di una trasformazione, colui che ci convince di peccato, è lo Spirito Santo, è Gesù, è Dio. Noi non possiamo fare assolutamente nulla senza Gesù. Un testo che ho citato varie volte è quello di Mosè, quando era nel deserto. Dio gli ha detto: parti da qua, comincia a pellegrinare, e Mosè ha detto: Dio, se tu non vieni con me, io non mi muovo da qua. Se Dio non è con noi in questo processo, se Dio non è con noi in questa traversata del Giordano, noi è meglio che non ci muoviamo da qua, perché senza di Lui noi non possiamo fare assolutamente nulla. Però voglio darvi un'interpretazione, una visione più corretta di questo argomento, perché oggi sentiamo troppo spesso, secondo me,
predicazioni, parole, messaggi che vengono chiamati oggi di coach, predicazioni coach, no? O altre predicazioni che vengono chiamate predicazioni trionfalistiche. Che cosa si intende con questo? Sono tutte predicazioni che non hanno Dio, non hanno Gesù al centro del messaggio, ma hanno l'uomo al centro del messaggio. Sono cosiddette antropocentriche. Sono quelle predicazioni che dicono: se vuoi ce la fai, se ti impegni ce la fai, con Dio tu ce la fai, l'uomo ce la fa con Dio. C'è sempre Dio, sono predicazioni, non sono cose che vengono da altre fonti, sono predicazioni, usano versetti biblici, si attaccano a versetti biblici come Filippesi 4,13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Come quando Paolo scrive in Romani 8, io sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato. Io l'uomo posso ogni cosa, io l'uomo sono più che vincitore, io l'uomo vincerò, io l'uomo posso, io l'uomo faccio, con Dio sì, però io l'uomo. E questo è sbagliato. Fratelli, io ho un desiderio per questa Chiesa. Il primo desiderio è che sia una Chiesa santa, che sia una Chiesa amata e gradita a Dio, che sia una Chiesa che vive veramente l'unità in Cristo, ma c'è un desiderio che brucia nel mio cuore, perché io sento di avere una chiamata all'insegnamento, e il desiderio che brucia nel mio cuore è che noi possiamo essere una Chiesa che conosce la parola, noi dobbiamo conoscere la parola. Però vi dico anche una cosa in più: non c'è utilità nel conoscere la parola se noi non sappiamo usare la parola. Quando l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo la sua ultima lettera, per quello che ne sappiamo, prima di morire, in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15, Paolo scrive così a Timoteo: Timoteo, sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo da Lui approvato. Ok? Che cosa vuol dire come un uomo approvato da Dio? Paolo dice cosa vuol dire. Deve avere due qualità. Prima qualità, un uomo che non abbia di cui vergognarsi. Quindi un uomo che non causi scandalo, un uomo che non faccia confusioni, un uomo che non abbia di che vergognarsi, che si comporti bene, dignitoso, onesto. Seconda qualità è che sappia tagliare rettamente la parola della verità. Che cosa significa questo? Non solo conoscere la Bibbia, ma saper utilizzare la Bibbia. Questo tagliare rettamente significa saper intendere, comprendere, interpretare, utilizzare correttamente la parola di Dio. Per questo vi dico, noi dobbiamo sì conoscere la Bibbia, ma dobbiamo anche saper interpretare la Bibbia. Dobbiamo saper usare la parola di Dio. E questi messaggi, come ho detto, di tipo trionfalistico, di tipo coaching, che mettono l'uomo al centro del messaggio, anche se dicono con Dio ce la fai, non sono messaggi realistici. Sapete perché? Perché io e te non vinciamo niente. Io e te non siamo i vincitori. Non so chi si sentiva già vincitore qua, ma io e te non siamo i vincitori. Chi è il vincitore? È Gesù. Lui è il vincitore. È Lui che in Giovanni 16 dice: nel mondo avrete tribolazioni, ma non preoccupatevi, io ho già vinto il mondo. È Lui che è il vincitore. È Lui che ha sconfitto il nemico finale, la morte. Gesù è il vincitore. Allora, in che modo questi versetti possono essere veri? Non è che qua c'è scritto una bugia, non è che Paolo, quando dice siamo più che vincitori in colui che ci fortifica, in colui che ci ha amati, sta dicendo una bugia. In che modo noi siamo più che vincitori? Noi siamo più che vincitori se noi siamo in Gesù. Non perché noi siamo i vincitori, ma perché Lui è il vincitore. E se noi siamo in Lui, allora anche noi di riflesso siamo vincitori. Ma questo deve essere ciò che noi intendiamo. Noi dobbiamo essere in Lui. Se noi vogliamo superare il Giordano, superare i nostri limiti, noi dobbiamo essere in Lui. In Giovanni 15, quando Gesù appunto dice senza di me non potete fare niente, Lui sta partendo da una parabola, da una metafora in cui dice: fratelli, io sono la vite, io sono l'albero
E voi siete i rami dell'albero. Questo sta dicendo Gesù. Ok? Lui è la vite e noi siamo i rami, noi siamo i tralci. Dimorate, abitate in me e io abiterò in voi. Quello che Gesù ci chiede di fare è di abitare in Lui. Noi siamo i rami e Lui è l'albero. E noi dobbiamo abitare in Lui. Che cosa significa questo? Che noi dobbiamo essere sottomessi a Lui. Che noi dobbiamo dipendere completamente da Lui. Che noi dobbiamo cibarci solo da Lui. Perché un ramo che è staccato dall'albero muore. Perché muore? Perché è l'albero che gli dà la linfa per vivere. È l'albero che gli dà il sostento per vivere. E quindi affinché noi possiamo essere rami vivi, rami che portano frutto, o semplicemente rami, noi dobbiamo essere attaccati all'albero. Essere in Lui, abitare in Lui, essere sottomessi a Lui, dipendenti da Lui, cibarsi solo e unicamente da Lui. Questo è quello che dobbiamo fare. Essere in Lui. E questo è ciò che noi dobbiamo fare per superare questo nostro processo. Noi non vinciamo se non siamo in Lui. Noi vinciamo quando abitiamo in Lui, perché Lui ha vinto. Noi non ci fortifichiamo se non siamo in Lui. Noi ci fortifichiamo in Lui perché Lui è onnipotente. Questo è qualcosa che noi dobbiamo intendere. Mi ricordo una predicazione che fino ad oggi mi ha marcato, che ha fatto il nostro fratello Giordano, ancora molti anni fa. E diceva: noi non dobbiamo andare per Dio, con Dio, verso Dio, noi dobbiamo andare in Dio. E questo è quello che Gesù ci sta dicendo qua. Non so se lui stesso si ricorda questa predicazione. Era un culto dei giovani di molti anni fa. Noi dobbiamo andare in Dio, abitare in Lui, perché in Lui ci fortifichiamo, in Lui siamo più che vincitori, perché Lui ha già vinto, perché Lui è onnipotente. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare in questa traversata del Giordano è essere in Dio. Seconda cosa che dobbiamo fare, versetto 4. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Come fare per saltare, per superare questo confine? Per superare il confine noi dobbiamo conoscere la via. E qua Giosuè è stato molto chiaro. Fate andare la presenza di Dio, fate andare Dio, l'arca dell'alleanza, in mezzo al Giordano. Quando lui è entrato nel Giordano, voi state a una distanza di 2000 cubiti, vuol dire circa 1 chilometro, e quando lui è entrato nel Giordano, allora lì attraversate, perché voi non sapete da che parte attraversare. Voi non sapete se dovete attraversare più a destra, più a sinistra, 100 metri più in là, 50 metri più in là. C'è un punto in cui dobbiamo attraversare, e chi ci indica quel punto è Dio. E questo vale anche per noi oggi. E io potrei dirvi in un modo molto banale che colui che ci indica oggi la strada è la parola di Dio. E ve lo dico, è la parola di Dio. La parola di Dio è la luce sui nostri passi, Salmo 119, lampada per i miei piedi, luce sul mio sentiero. La parola di Dio è ciò che ci illumina oggi. Perché? Perché la parola di Dio è Dio stesso. La parola di Dio è il Verbo incarnato. La parola di Dio è la presenza di Dio viva oggi in mezzo a noi. Noi possiamo avere testimonianze di Dio in tanti modi oggi. Possiamo avere sogni, visioni, rivelazioni, possiamo avere testimonianze di Dio guardando i cieli. Anche la stessa parola ce lo dice, che i cieli creato testimoniano di Dio. Ma c'è una sola, unica testimonianza vera, pura di Dio in mezzo a noi. È la Bibbia. Questo è quello che Lui ci ha lasciato affinché noi lo conoscessimo. Ho detto questo nell'ultimo discepolato, ma è una testimonianza che è la mia testimonianza di fede che mi porto dietro e che già ho ripetuto. Uno dei modi, o il modo forse finale attraverso il quale Dio mi ha attirato a Lui, è stato che dopo che mi ha provato
biblicamente, scientificamente, attraverso miracoli, la sua esistenza, mi ha messo davanti a un bivio e mi ha detto: guarda, io ti ho provato che io esisto, puoi crederci o no, io ho già fatto miracoli, io ti ho già dato rivelazioni, io ti ho già fatto questo, io ti ho già provato che esisto. Non è che me l'ha detto proprio così letteralmente, ma ha messo questo sentimento nel mio cuore. E io ti ho già provato che esisto, adesso sei davanti a un bivio. O non credi in me e torni a fare la tua vecchia vita, torni a fare quello che vuoi. Oppure se credi in me, prendi l'altra strada. Ma se credi in me, tu devi, prima di tutto, credere ad ogni parola della Bibbia. Perché la Bibbia è l'unica testimonianza che tu hai della mia esistenza. E seconda cosa, vivere ogni parola della Bibbia. Se noi come cristiani non crediamo ad ogni parola della Bibbia, noi non siamo cristiani, perché la Bibbia è l'unica testimonianza che noi abbiamo dell'esistenza di Dio, del sacrificio di Gesù. Questa è l'unica testimonianza che abbiamo. E se noi come cristiani non facciamo tutto quello che la Bibbia ci dice, cosa pensate che penserà Dio di noi? Gesù ha detto: se voi non seguite i miei comandamenti, parafrasando, non siete miei discepoli. Se noi non facciamo quello che la Bibbia ci dice, noi ci stiamo allontanando da Dio, noi stiamo prendendo l'altra strada. Quel giorno Dio mi ha messo davanti a una scelta e non so se anche per voi questa scelta ha senso, ma io credo che sia la cosa quantomeno razionalmente più logica che noi possiamo fare. La Bibbia è l'unica testimonianza che abbiamo di Dio. Se noi dubitiamo della Bibbia o non facciamo quello che la Bibbia ci dice, noi non stiamo seguendo Dio, noi non stiamo vivendo una vera vita cristiana. Quindi la via ce la mostra la parola, la via ce la mostra la Bibbia, la via ce la mostra Dio. Gesù ha dato anche un'altra concezione di questo una volta che parlava con i suoi apostoli in Giovanni 14, quando dice, raduna i suoi apostoli e gli dice: ragazzi, io sto per andare a prepararvi un luogo, una stanzetta, un hotel, un albergo, no? Stava dicendo che stava per andare in cielo e del luogo in cui vado voi conoscete anche la via. Tommaso, uno dei 12 apostoli, dice: ma Gesù, noi non sappiamo neanche dove stai andando, come possiamo conoscere la via? E Gesù gli risponde: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma avete conosciuto me e conoscerete il Padre. Gesù sta dicendo: voi sapete la via perché avete conosciuto me. Io sono la via. E oggi noi possiamo dire che conosciamo Gesù e quindi conosciamo la via. Noi sappiamo qual è la strada da prendere. Noi abbiamo la Bibbia che ci dà la direzione. Noi abbiamo la conoscenza di Gesù che probabilmente si è già rivelato a molti di noi. E sapete una cosa, quando noi ci troviamo davanti a questa scelta nell'attraversamento del Giordano per sapere qual è la via da seguire, noi possiamo farci una domanda che è una domanda così semplice, così banale, una domanda che noi potremmo rivolgere ai nostri figli per fargli prendere la decisione giusta da quella sbagliata. Noi potremmo chiederci semplicemente: che cosa farebbe Gesù? Quando noi ci troviamo davanti a una scelta, a un bivio, a una difficoltà, è la domanda più facile, più banale che ci potrebbe venire in mente: che cosa farebbe Gesù? Perché Lui è la via. Lui si è già rivelato a noi, noi già lo conosciamo, noi già conosciamo il suo carattere, noi già conosciamo che cosa Lui avrebbe fatto. Lui porterebbe pace, Lui porterebbe amore, Lui porterebbe vita. E quando noi ci troviamo davanti a una scelta e non sappiamo da che parte attraversare il Giordano, ci basterà pensare: chissà dov'è Gesù in questo Giordano, chissà che cosa Lui avrebbe fatto, chissà qual è la via del Giordano che avrebbe preso. Se noi ci facciamo questa domanda, che è così semplice, vi assicuro, fratelli, sorelle, che la risposta sarà ancora più semplice, perché noi sappiamo molto bene qual è la volontà di Gesù. Noi sappiamo molto bene cos'è che Gesù sceglierebbe, e Lui desidera che noi scegliamo la stessa cosa,
che noi scegliamo vita, pace, amore, bontà. Questo è quello che Lui farebbe. È quello che noi dobbiamo fare, così come il popolo di Israele, è fissare il nostro sguardo su Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta, come c'è scritto in Ebrei 12:1. L'ultimo punto di questo attraversamento del Giordano lo vediamo al versetto 5. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. E attraverso di quest'ultima frase io voglio fare una domanda, no? Perché? È veramente necessario, secondo voi, è veramente necessario che noi abitiamo in Dio, andiamo in Dio, con Dio, per superare questo processo? Ad esempio, uno sta passando per un processo di smettere con dei vizi, ok? Questo è il processo che una persona sta passando. È veramente necessario passare questo processo in Dio per riuscire a passarlo? Non so voi, ma io conosco tante persone che hanno abbandonato vizi e che non credono in Dio, che sono usciti dal mondo delle droga, dell'alcol, di qualsiasi altra cosa e non credono in Dio. Se il nostro processo è quello di un cambiamento di carattere, è veramente necessario andare in Dio per superare questo Giordano? È veramente necessario fare un processo cristiano per cambiare il carattere? Perché non so voi, ma io conosco tante persone che hanno cambiato il loro carattere e non credono in Dio. E quindi di cosa stiamo parlando qua? Se anche le persone che non vanno in chiesa possono cambiare, se anche le persone che non vanno in chiesa possono migliorare, se anche le persone che non vanno in chiesa possono lasciare vizi e altre cose, di che cosa stiamo parlando? È veramente necessario fare tutto questo attraverso un processo cristiano? Sapete, il processo che noi viviamo come cristiani in Dio è un processo che non può essere solo esteriore, ma come prima cosa deve essere interiore. Non è un processo che si deve fermare al cambiamento di carattere. Non è un processo che si deve fermare alla perdita di vizi. Non è un processo che si deve fermare a tutte queste cose che noi possiamo dimostrare esteriori. E per interiore non mi riferisco al mondo psicologico, mi riferisco al mondo spirituale. Il processo che noi passiamo non può fermarsi a un cambiamento esteriore, a un cambiamento psicologico, a un cambiamento di attitudini. Il processo che noi passiamo come cristiani è un processo che arriva e cambia il nostro mondo spirituale. Questo è il processo che noi passiamo in Dio, perché molte persone possono diventare nuove creature, anche persone del mondo. Ma Paolo, quando scrive nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dice: se dunque uno è in Cristo, egli è nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Versetto 18, e tutto questo viene da Dio, non viene dalla capacità umana, non viene dall'abilità umana, non viene dal nostro talento, non viene dalla nostra motivazione. Tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Sapete qual è la grande differenza che c'è tra il processo e il cambiamento che può vivere una persona senza Dio e il processo di cambiamento che vive una persona in Dio? È il proposito del processo. Perché se il processo è soltanto per un cambiamento esteriore, per oggi, per questa vita terrena, come poi dirà Paolo, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Paolo dice: se noi speriamo in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini.
Se il processo che noi viviamo è solo per un cambiamento oggi, qua, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini. Il processo, il cambiamento a cui noi dobbiamo auspicare, il proposito che noi dobbiamo porci non è per oggi, non è per solo e unicamente per stare meglio fisicamente, non è solo e unicamente per riallacciare i rapporti, per sistemare la nostra vita matrimoniale, le nostre relazioni con i figli, non è solo e unicamente per sistemare la nostra vita qua oggi. Il proposito del processo deve essere soprattutto un proposito che riecheggi nell'eternità. Deve essere un proposito che abbia un fine eterno. Deve essere un proposito che ci porti a vivere la vita eterna. Non deve e non può fermarsi solo e unicamente a quello che viviamo oggi noi qua. Non possiamo vivere un processo solo e unicamente per rimediare a un errore, ma dobbiamo vivere un processo per cancellare il peccato e riconciliarci con Dio. Non possiamo entrare in un processo solo per rimediare a un comportamento sbagliato, ma dobbiamo entrare in un processo per cominciare a vivere con il carattere e a immagine di Cristo. Non possiamo cominciare un processo solo per ricevere più potenza, ma dobbiamo entrare in un processo per diventare strumenti di Dio in questa generazione. Il processo che noi dobbiamo cominciare a vivere è un processo che abbia un proposito, che riecheggi, che risuoni, che abbia conseguenze e ripercussioni eterne. E non intendo eterne come per dire che non finisca mai, ma sto parlando della vita eterna. Che quando noi saremo là, il processo che abbiamo vissuto e completato oggi, potremo portarcelo dietro, potremo portarcelo davanti a Dio e dire: io ho completato questo processo, e questo processo ha un risultato nell'eternità, ha un risultato nella nostra vita futura. Questo è il proposito del processo che dobbiamo vivere noi. Qualsiasi cosa, non soltanto il processo, ma fratelli, qualsiasi cosa della nostra vita che noi facciamo, nella quale noi ci mettiamo, qualsiasi cosa, deve essere un qualcosa che punta all'eternità, che punta alla vita eterna. Noi qua dobbiamo essere come Abramo, Isacco e Giacobbe, che, come c'è scritto in Ebrei 11, hanno dichiarato di essere solo pellegrini e forestieri su questa terra. E sapete, un versetto che mi piace tanto, un versetto che vediamo poco dopo di questo, quando Dio dice che non si è vergognato di essere chiamato il loro Dio. Oggi noi troviamo scritto nella Bibbia molte volte il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Perché? Perché Dio non si è vergognato di essere stato chiamato il loro Dio. Perché loro sapevano che su questa terra non avevano niente, che erano pellegrini e forestieri qua, ma che la loro eredità era lassù, che la loro cittadinanza era lassù, e tutto ciò che facevano, così come noi, non visava alla nostra vita terrena, ma alla nostra vita futura. Paolo scriverà nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 23: tutto ciò che faccio lo faccio per il Vangelo, al fine di esserne partecipe anch'io. Ovvero Paolo sta dicendo: io soffro persecuzioni, io soffro prigionie, io ho sofferto tantissime cose, io mi faccio debole con i deboli, mi faccio senza legge con quelli che sono senza legge, mi faccio con la legge con quelli che sono con la legge, io continuo a mettermi all'interno di tutte queste cose, ma tutto questo lo faccio per il Vangelo, perché voglio esserne partecipe anch'io. Quello che io faccio oggi è per la salvezza, quello che io faccio oggi è per vivere, per essere partecipe di questo Vangelo di salvezza. Quello che io faccio oggi lo faccio con un proposito eterno. Questo è quello che Paolo sta dicendo, e questo è quello che anche ognuno di noi dovrebbe cominciare a vivere nella propria vita. Tutto ciò che facciamo, facciamolo con un proposito eterno, non per questa vita, non per l'oggi, ma per quello che vivremo un giorno. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi?
In queste settimane abbiamo quindi visto queste tappe di questo processo, tappe per le quali ognuno di noi prima o poi passerà. Gilgal è il riconoscimento che c'è bisogno di un cambiamento. E se tu oggi stai riconoscendo che c'è bisogno di un cambiamento nella tua vita, che c'è qualcosa che non va, qualcosa che deve essere cambiato dentro di te, oggi tu stai passando per questa Gilgal. Betel è il momento in cui noi consegniamo ogni cosa a Dio, consegniamo la nostra vita a Dio. Gerico è il momento in cui noi dobbiamo perseverare nella prova della fede. E infine il Giordano. Il Giordano è il momento in cui noi finalmente arriviamo alla fine di questo processo, arriviamo alla meta che ci eravamo prefissati. E è il momento in cui noi dobbiamo aggrapparci a Dio per superare tutto questo, perché da soli le acque del Giordano sono troppo alte per essere superate. Noi dobbiamo aggrapparci a Dio perché Lui ci può far passare a piedi asciutti, perché in Lui noi siamo vincitori, perché Lui ha già vinto, perché Lui è già salito sulla croce, perché Lui ha già pagato ogni prezzo, perché Lui ha già fatto questo per noi e in Lui noi siamo più che vincitori. E quindi passiamo questo Giordano, viviamo questo proposito, ma viviamolo con un proposito eterno. Viviamolo perché sappiamo che un domani noi saremo lassù e c'è bisogno di essere cambiati qua, di essere trasformati qua, di vivere il nuovo di Dio qua per arrivare lassù e dire: io ho finito la corsa, ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. Che la nostra vita possa essere visata a quello che vivremo un giorno. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento. Ti ringraziamo per la tua presenza che abbiamo sentito, viva, reale, in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore, per qualsiasi seme tu oggi abbia piantato nei nostri cuori. Che là dove c'erano persone che stavano cercando di combattere senza di te, che oggi tu possa dare l'intendimento che in te noi siamo più che vincitori, che noi dobbiamo abitare in te, cibarci di te, intendere, comprendere, mangiare, vivere della tua parola come unica testimonianza che tu ci hai lasciato, che noi possiamo fissare il nostro sguardo sempre su di te, che possiamo fissarlo in modo da assomigliare di più a te e da agire come tu agiresti, muoverci come tu ti muoveresti, fare ciò che tu vuoi che facciamo secondo la tua volontà. Che, Signore, ogni proposito, che ogni tappa, che ogni processo che noi vivremo possa essere con una visione eterna, non per quello che noi viviamo qua su questa terra, non per le gioie, per quello che qua potremo guadagnare o vivere, ma per quello che tu ci vorrai far vivere un giorno. Benedici, Signore, la tua Chiesa, una Chiesa viva, una Chiesa santa, una Chiesa che vuole arrivare da te in quel grande giorno, avendo vissuto il proposito eterno che tu hai messo davanti a noi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.